Bentrovati. Nell'isola di giovedì scorso avevo fatto delle considerazioni sui due marò in stato d'arresto in India. Avevo contestato il comune sentire di molti che considerano i due militari italiani due eroi. Dopo il mio intervento, Gigi Di Meo ci ha messo il cappello sostenendo che le mie argomentazioni non erano vere, anzi ha affermato che con le mie argomentazioni rappresentavo i due marò come fossero due delinquenti o comunque dei poco di buono. In realtà io ho contestato e contesto tuttora che i due militari, con le conoscenze che abbiamo sulle dinamiche del caso, allo stato dell'arte non possono essere considerati due eroi. Per chi volesse avere la conferma su quanto ho detto, vada nel mio blog dove c'è il testo dell'isola di giovedì scorso. L'indirizzo è visibile nella parte bassa del vostro teleschermo. Era un chiarimento che vi dovevo. Ed ora entro nell'argomento di oggi, che verte sull'incontro Renzi-Berlusconi tenuto nella sede del Partito Democratico. Per spazzare via eventuali illazioni politiche voglio dirvi che non sono né un iscritto né ho mai votato il Partito Democratico. Ma sentire Renzi dichiarare dopo l'incontro profonda sintonia tra me e Berlusconi mi sono venuti i brividi lungo la schiena. Ho pensato di essere dentro un incubo. Mi chiedo, in quale stato mediamente civile le riforme elettorali e addirittura le riforme costituzionali si fanno assieme a un pregiudicato che ha una forte propensione a delinquere, come sta scritto nella sentenza della Cassazione che lo ha condannato al carcere? Quella frase è stato un colpo al cuore per coloro che vedevano nella sua elezione a segretario del Partito Democratico come l'inizio di un nuovo modo di agire in politica. Invece Renzi ha fatto ciò che avevano fatto i democratici in questi 2 decenni, correre in soccorso del Caimano quando si trova in difficoltà. E sono fuorvianti le sue motivazioni. Le riforme si fanno con tutti i partiti presenti in Parlamento, è giusto. Le regole del gioco si fanno con tutti i giocatori in campo, ma non tutti gli interlocutori sono uguali. Berlusconi è un uomo politico condannato e cacciato dal Parlamento, che ha usato disinvoltamente il potere per fare i propri porci comodi, che ha usato, grazie a dei servizievoli maggiordomi, il Parlamento come fosse una dépendance di casa sua. In nessun paese dell'Occidente sarebbe stato permesso strapazzare le regole democratiche come ha fatto lui in questi 20 anni. Pensavo che con l'avvento di Renzi finalmente venisse rispettato l'articolo 54 della Costituzione, quello che recita: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di ademplere con disciplina e onore. Certo, conosco le argomentazioni che stanno alla base di questo incontro. Milioni di italiani lo votano e quindi è inevitabile che si debba fare i conti con lui. Se questo ragionamento fosse corretto, spero che Totò Riina non decida di fare un suo partito. Potrebbe ottenere voti sufficienti per entrare in Parlamento. In questo caso Renzi dovrebbe raggiungere in cella il capo dei capi della mafia per discutere di Costituzione e di legge elettorale. Ricordo a chi ha poca memoria o ai più giovani che non erano ancora nati, il repubblicano Nixon non era stato eletto presidente degli Stati Uniti con 47 milioni di voti. Era l'uomo più potente della terra, eppure quando emerse lo scandalo Watergate venne messo all'angolo. I democratici americani hanno continuato a discutere con i repubblicani, ma Nixon non era più considerato un loro interlocutore. Quando poi Renzi reagisce a chi lo critica per aver incontrato il Caimano dicendo che è curioso che la critica provenga da chi in questi anni ha fatto accordi e governi con lui, al segretario del Partito Democratico e ai suoi supporter probabilmente fa difetto la memoria. Il 1° agosto scorso il Caimano è stato condannato a 4 anni per frode fiscale ed in seguito è stato cacciato dal Senato. C'è un'enorme differenza tra il prima e il dopo la condanna definitiva. Se l'etica politica degli ex PDL e della Lega è a livelli infimi ed una condanna penale per frode fiscale per loro è acqua fresca, per chi dice di voler perseguire una nuova etica pubblica, un individuo simile dovrebbe essere scansato come un appestato. Sentire questo delinquente dichiarare spudoratamente: se l'accordo regge posso diventare un padre della patria, anzi se tutto va bene potrei anche candidarmi a fare il ministro, mi fa venire il voltastomaco.
Ci sono milioni di italiani che vorrebbero vivere in uno Stato di diritto, dove i diritti ed i doveri sono certi, come quei 27 milioni di cittadini che nei referendum del 2011 hanno detto no al nucleare, no alla privatizzazione dell'acqua ed una giustizia più giusta e uguale per tutti. Per uscire da questo pantano all'Italia serve un nuovo rinascimento, ma certamente se il nuovo che avanza è questo, che Dio ci aiuti. Ci vediamo giovedì prossimo.